Federica, allora, 2 giornate di campionato, come giudichi questo inizio di stagione da parte delle gialloblu? Abbiamo iniziato bene il campionato, speriamo di continuare così, con l'aiuto di Marta e Carol cerchiamo di far bene, adesso aspettiamo il Tavagnacco per i 3 punti. Ci sarà un tour de force notevole, 3 partite in 7 giorni. Sì, questo è pesante, però cercheremo di giocarcela al meglio, anche perché fisicamente stiamo bene con il lavoro che stiamo facendo con il prof e cerchiamo di mettercela tutta. Ti stai abituando un po' a questo ruolo di centrale difensivo che ti ha già vista protagonista nello scorso campionato? Sì, ormai mi trovo bene, anche con Michela Ledri centrale ci diamo una grande mano e speriamo di continuare così e dare una mano alla squadra in tutte le partite.